Presidente Longo, queste Olimpiadi da più punti di vista sono un successo sia per le vittorie azzurre, per le medaglie azzurre e anche per l'organizzazione. Come sta rispondendo Cortina? Cortina sta rispondendo benissimo, secondo me anche al di sopra delle aspettative. E si sta generando qui, in un paese ovviamente piccolo, quello che si è generato a Parigi nel 2024, ovvero dalla perplessità della popolazione si è passati a una buona certezza e a un'accettazione. I risultati sportivi in questo aiutano molto, i risultati sportivi fino ad oggi, mi permetto di dire, sono straordinari su tutti i punti di vista. Siamo a 17 medaglie ed è un risultato veramente importante, sia per quanto riguarda la Federazione Italiana Sport Invernali, che ha proposto i suoi atleti, sia per quanto riguarda la Federazione Italiana Sport e Ghiaccio, che ha proposto i suoi atleti. Direi benissimo da questo punto di vista e ci attendiamo ovviamente anche qualcos'altro. La pista di bob è trainata in questo momento dai grandi successi degli slittinisti. Questo è un passaggio molto importante, perché la precedente pista Eugenio Monti non era adatta al mondo degli slittinisti tecnicamente. Oggi questa pista è una pista anche per gli slittinisti. Questo consente un futuro sia nazionale che internazionale, oltre al bob allo schermo. Questo è un altro punto chiave che intendo sottolineare. Direi che c'è una risposta anche da parte degli albergatori molto importanti, ma soprattutto da parte del paese e anche dei volontari che sono qui presenti, che sono 1500. Sono considerati da tutti persone competenti, gentili, che si fanno in quattro per il turista italiano e straniero. Questo deve essere motivo di assoluto orgoglio. In preparazione a un altro momento topico, mi permetto di dire, a cui tengo moltissimo, che saranno le Paralimpiadi. Ecco, appunto, parliamo di bob, skeleton e slittino. Abbiamo visto delle medaglie d'oro. Quanto importante è per gli atleti azzurri essersi potuti allenare in questa pista? Allora, partiamo da un paratleta, partiamo da Andrea Menardi, da Flavio Menardi, chiedo scusa. Da Flavio Menardi, che ha dichiarato apertamente che il suo successo ai campionati mondiali dipende anche dal fatto che ha potuto allenarsi nella fase finale, evidentemente, con buona continuità nella pista di Cortina d'Ampezzo. Tecnicamente è una pista estremamente evoluta, apprezzata oltretutto non solo dalla nostra nazionale, ma questo è molto importante per il futuro, dalle nazionali straniere.